allora sicuramente c'era anche una sofferenza. Professore, una risposta secca, se lei dovesse dare una risposta alla domanda che noi abbiamo posto, salvata o uccisa? Che Eluana fosse un organismo vivente, questo credo sia al di fuori di ogni dubbio. Nel momento che io all'organismo vivente non garantisco le possibilità di vita, è chiaro che questo muore. Andiamo a Udine, Simonetta D'Este, perché so che uno dei tuoi ospiti deve andarsene, non ha molto tempo, vero Simonetta? Sì, Domenico, ti ringrazio della linea. Io infatti chiederei appunto di rispondere alle tue domande anche a uno dei miei ospiti, iniziando proprio da uno dei miei ospiti che purtroppo ha dei problemi di tempo, e quindi chiederei al dottor Gastone Collini di dire quello che lui pensa in questo merito. Ma intanto saluto gli ospiti che lei ha in studio, in modo particolare il professor Geron, che conosco per fama e ho avuto occasione anche di sentire e che stimo tantissimo per la competenza e la professionalità. Detto questo, lei aveva posto una domanda prima rispetto alla tristezza, o meglio rispetto a con che animo abbiamo vissuto questa cosa, e forse è banale, ma dire una profonda tristezza è però vero. Una tristezza che riguarda il destino di questa giovane donna, ma una tristezza che riguarda anche il destino della professione che ho fatto per tanti anni, che amo, perché certamente questo è un punto di rottura rispetto, come diceva il professore, una tradizione e una cultura che noi altri medici abbiamo assimilato, soprattutto i più anziani che hanno fatto il giuramento integrale di Ippocrate, e là dove dice: non procurerò aborto né toglierò la vita neanche se richiesto. Dottore, scusi, Giovanni Paolo II alla fine disse lasciatemi andare al Padre. È una situazione diversa? Io ritengo che sia una situazione diversa e ritengo che non possa essere nessuna legge, per quanto ben fatta, che norma il fine vita.